box di Vicenza. I am my dream, second out, fuori secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. All'angolo blu, campione europeo dei pesi super gallo, Luca. Oggi, giornata d'eccezione, abbiamo un ospite super iper mega. Angolo rosso, per un peso di 45 libbre. Vi presento Sammy Basso. Ti spiace i due. Te batto come un capo. Te stacco a Ti dice qui da schiena. te verso come un cappuccio. Te batto come un cucchiaino. Ti consegno il papero. Grazie mille. Una domanda. Che cosa è per te il benessere? Faccio partire il timer. 3 minuti di tempo. Beh, il benessere per me intanto va preso a 360 gradi. Dunque, il benessere sicuramente è fisico e devo dire me ne sono reso conto personalmente. Dunque, ovviamente essendo nato con una malattia genetica sono sempre stato comunque a contatto con lo star bene e lo star male. Dunque, essere in uno stato di benessere ma anche avere dei momenti in cui questo non c'è. E anzi ho avuto dei momenti in cui proprio il benessere fisico non c'era assolutamente. Dunque, quando ho cominciato a seguire una terapia sperimentale negli Stati Uniti ho avuto dei pesanti effetti collaterali che appunto mi hanno portato a stare parecchio male. E mi sono reso conto di cosa voglia dire non stare bene in questo senso. Però allo stesso tempo ho capito cosa vuol dire benessere realmente vivendo la vita quotidiana. Dunque il fatto che il benessere è anche una cosa mentale, è una cosa affettiva, è una cosa che comunque è a contatto con tutte le corde della nostra anima. Dunque al di là del benessere fisico mi sono reso conto che la mia vita è bella e degna di essere vissuta non solo quando sto bene, ma anche quando sto male. Perché comunque anche quando sto male ho la fortuna, e veramente è una fortuna perché non è né dovuta né scontata, di avere accanto persone splendide. Dunque la mia famiglia in primis, che comunque mi ha cresciuto e che mi ha cresciuto in modo da arrivare sempre lì dove potevo arrivare. Dunque avere dei sogni e realizzarli. E poi anche gli amici che sono la mia seconda famiglia, è importante come la prima, che comunque mi sono accanto e riempiono le mie giornate, che danno anche un senso a quella che è la mia vita, perché comunque le persone care per me sono la cosa più importante. Dunque il benessere per me è proprio questo, stare bene, sì, ma anche essere felici di essere qui nel presente. Dunque vivere il presente e allo stesso tempo, perché no, guardare il futuro. Dunque guardare il futuro, fare dei progetti e comunque lavorare affinché questi progetti si realizzino. E dunque ecco, secondo me è proprio un insieme di queste cose. E gli antichi dicevano mens sana in corpore sano, credo che effettivamente sia proprio così. Una buona anima dentro un corpo che sta bene. Io sono contento insomma di averti avuto qua, magari fra qualche minuto spiegheremo anche la nostra situazione perché siamo ridotti così, ecco. Quindi fa parte del benessere, no? Stiamo bene, ci siamo anche divertiti e fa parte del nostro essere anche. Ecco che finisce appunto la prima domanda e blocchiamo il timer. Adesso la domanda te la faccio io. Luca, tu sei campione. Come si riesce ad essere campione e però non sottovalutare mai chi ti sta davanti, sia nel ring ma anche nella vita quotidiana? Gira il timer. Box. Bella domanda. 3 minuti di tempo per rispondere. Essere campioni intanto è motivo d'orgoglio, non solo personale ma anche credo per tutti coloro che ti seguono, no? Prima mi dicevi parlavi dei tuoi amici, della tua famiglia, anch'io ho i miei amici, la mia famiglia, la gente che mi segue, che viene in palestra, quindi essere campione non è esserlo solo sul ring, ma è poi anche portarlo a tutta quella che è la nostra vita quotidiana.
credo che uno sportivo abbia il dovere morale di far vedere ai ragazzi, agli amici, alla famiglia che è un campione non solo nel quadrato, nel mio caso, ma anche nella vita. Come poterlo fare è anche difficile, perché ci sono dei momenti, come dicevi prima, nel benessere, sono dei momenti dove la vita ti mette alla prova, no? E quindi il grosso della difficoltà è quella di essere sempre lì sul pezzo, di essere sempre pronto ad avere nuove sfide, sempre a non fare mai un passo indietro. Sul ring non si fa mai un passo all'indietro. E quindi bisogna sempre trovare nuovi stimoli da una parte, dall'altra passo dopo passo mettere giù il mattoncino per costruire un grande castello, cercando di fare un percorso anche solido, costruttivo, e essere un campione da una parte, lo dico spesso, è una doppia faccia della medaglia, perché hai da una parte l'orgoglio, ma dall'altra anche tanta pressione, sia mediatica ma anche, come dire, di influenza verso gli amici. La paura grossa è sempre quella di fallire, no? Io lo dico sempre, il fallimento è una cosa che uno sportivo non dovrebbe mai contemplare, dovrebbe essere sempre, però lo metti sempre in preventivo. La sconfitta è una cosa che purtroppo fa parte della vita. Infatti, come in questi video, buona la prima, a me piace sempre far vedere che se anche si sbaglia bisogna assolutamente trovare gli stimoli per riprendersi e ritrovare nuove strade, nuove avventure, nuovi percorsi, e con grande voglia, grande passione arrivare dove ognuno di noi vuole arrivare. Ecco, io credo fortemente in questa cosa qua. Tante volte non mi reputo mai neanche un campione. Tante volte mi dicono: ma tu sei un campione? Io dico: sono un atleta, cerco di dare del mio meglio, cerco di insegnare a chi viene in palestra la mia esperienza, la mia professionalità, cerco di dare sia a chi viene in palestra ma anche fuori, quindi ai ragazzini che magari ti vedono come un idolo, però invece tu hai una pressione alta e devi dimostrare a loro di essere quello che sei, ecco. Bene, finita anche questa seconda domanda. Boxer! Faccio partire questa terza e ultima domanda condivisa insieme. Noi siamo messi un po' così questa mattina perché avevamo voluto fare anche un video in comune per la tua associazione, mi hai chiesto, io mi sono prestato molto volentieri, però la cosa simpatica è questa: tu sei anche autoironico. Ecco, volevo farti questa domanda perché ci siamo divertiti qui sul ring e mi piacerebbe farti questa domanda. Sì, abbiamo appena fatto un incontro di pugilato, non reale ovviamente perché con un pugno mi staccheresti la testa, però insomma ci siamo divertiti un sacco e l'abbiamo fatto appunto a sostegno della IPROSAB e con i miei amici Sammy Runners. Appunto cerchiamo di sostenere la ricerca sulla progeria, però appunto sempre con quel pizzico di ironia. Io credo che l'ironia possa salvare il mondo, perché alla fine l'ironia può esprimere tantissime cose: felicità, divertimento, ma perché no anche l'amarezza o anche qualcosa di un po' più negativo. Dunque l'ironia e soprattutto l'autoironia serve veramente tantissimo, secondo me, perché quando strappi il sorriso a qualcuno
è che hai parlato di cose magari molto serie, ma senza seriosità. Ecco, a volte si confonde l'ironia con la mancanza di serietà, invece non è assolutamente vero. Vuol dire proprio aver presente bene di cosa si sta parlando, perché quando si riesce anche a ridere di qualcosa, trovare il lato ironico. Però vedo che anche tu ti presti bene, dunque vorrei farti la stessa domanda, com'è l'autore mio? No, infatti mi sono trovato molto bene questa mattina perché quello che hai appena detto io mi rispecchio pienamente, cioè essere seri non vuol dire non prendersi anche qualche volta in maniera ridicola, perché tante volte se sei consapevole di avere dei difetti, dei problemi e sei consapevole ma anche lo esterni, questo ti rende consapevole delle tue capacità, delle tue potenzialità, ma anche di essere in grado di mettere davanti a tutti quanti quelli che sono i propri limiti. Ecco, io credo fortemente che l'autoironia è questa cosa qua, quindi mettere davanti proprio questo aspetto. E poi non vuol dire che una persona seria, sempre posata, sempre pacata, deve per forza essere seria anche nella vita. La serietà è un'altra cosa. Serietà e seriosità sono due cose, due aspetti completamente diversi. Ecco, questa mattina appunto è stato veramente per me fantastico conoscerti di persona, perché ho trovato una persona con grandissimi valori e anche autoironica. Io lo avevo già visto, avevo già notato questo tuo aspetto e sono stato veramente contento, Sammy, di conoscerti e di poter anche intervistarti in questo mio progetto che voglio portare avanti e spero che anche a te sia per te una bella occasione. Assolutamente. Bene, io direi buona la prima. Anche a massa. Volevo consegnarti questa bellissima maglietta di I Am My Dream, perché i tuoi sogni chiamali obiettivi e noi oggi siamo qui per raccontare questa bella avventura. Grazie Sammy. Grazie mille a te.